E hai messo anche qualche brano in dialetto catanese. Perché la Citerezza non dalla tua Palermo dove hai dedicato tutto il resto del libro? Perché guarda, vai a cantare l'audiolibro perché tutta sta parte è fatta in catanese, tutta sta parte iniziale è fatta in catanese, ci sono direttamente o da qualche collega catanese? tutto io fece, Tutto io fece. a voce a mia. Impari bravo sì, Lo so, ci va. è davvero, non è te. Non mangia mai cipollina. Ma è per dare un giusto peso anche ai cugini catanesi che sempre c'è sto derby. No, allora dentro di me il derby o a Cetrezza perché La ci Sicilia- ha ambientato i romanzi verghiani, eccetera. La Sicilia per me è Sicilia. Io porto Palermo in altissimo, ma a me Catania piace da morire, è una città per me fantastica. In realtà il dato è storico, perché la stragrande maggioranza degli emigrati siciliani in Argentina partirono proprio da Catania ed erano quasi tutti pescatori o di Acireale o di Santa Maria la Scala. E quindi ho preso questo dato e ci ho costruito una storia intorno, in realtà spiegando che non è sempre stato così, perché le prime migrazioni grosse partivano dal nord dell'Italia. Poi ad un certo punto quello che dico è che intorno a poco dopo la metà dell'Ottocento o è successa una cosa, ne sono successe mille, qualcosa è cambiato. E poi mi divertiva comunque il fatto di, cioè, siccome io le ho fatte queste cose da totale indipendente, mi divertiva il fatto di poter registrare un audio racconto in catanese. Cioè facevo io parlando in catanese non essendo catanese, ho detto ma guardami niente. Io l'ho fatto. Per cui se prendete l'audiolibro ve ne rendete conto che secondo me è uno dei racconti che fa, almeno all'inizio fa ridere di più, però è uno di quelli che fa, perché ha una delle morali più grosse secondo me. Però pure con tutto sto maloverso, quando è bello tagliare verso la playa e bere tutti i casuzzi lontani, te viene un cuore. Saro, capica ci picari. Calamagizza? Che ragione hai, a me ne che ne passiamo meglio sto coro.